Carissime amiche e carissimi amici, nuovi ospiti al Museo del Calcio Siciliano di Nodonia. Sono amici che vengono dal nord. Nino, un onore avere altri È ospiti. come un onore per me, specialmente per Franco, e questo compagno di squadra nella Quarteriese. Poi è partito per Udine, perciò si sono perse tutte le tracce. Perciò dopo tanti anni ho avuto il piacere di venire qui nel mio museo e portare tutta questa brava gente di Udine. Ora, Franco, presentaci un pochino i tuoi amici. Allora, Presentati tu e poi... allora, io sono Francaricò, sono di quartiere Sicaminò, per lavoro mi sono trasferito al nord come tanti siciliani. Abbiamo organizzato un torneo dell'amicizia nel campo sportivo di Milazzo. Le squadre erano i Fusilli di Udine, così nominati, poi una squadra del Saponara, una squadra di Milazzo e una squadra della Quartierese. Ha vinto il torneo una squadra del Milazzo, poi secondi il Saponara, terza e quarta a pari merito i friulani con la Quartierese. È stata una cosa tanto simpatica, è riuscita bene, qualche piccolo diciamo attrito di normale. Si sa. le adesioni ci sono state, vai. Sì, ci siamo proprio, era una bellissima giornata, dunque era, lo scopo era quello, non farsi male, divertirsi, tutta gente di una certa età, quasi tutti. C'era lui, il più anziano era un certo Pippo Irato, che 80 giocava, anni. sì, che Complimenti. giocava con me nella Quarteriese. Un evento veramente. Poi i fratelli Cristelli che hanno giocato tanti anni a calcio dilettantistico a livelli alti. Poi nel Saponare c'erano i fratelli e cugini Brigandì, tra cui uno che me lo ricordo bene è il capitano. Non mi ricordo come si chiama, Brigandì, no? Pippo Brigandì. Giocò come Poi c'era Maimone che ha fatto gol. Poi c'era Maimone. Che ha fatto gol. Va bene, e questo pallone, adesso passiamo, siamo venuti qui intanto per Sì. onorare questo museo che Nino Donia che ha costruito piano piano. Questo è un pallone di calcio dell'Udinese che è firmato da Totò Di Natale, alla fine di una partita gli hanno dato a un mio amico e lui me l'ha dato a me. E io l'ho portato e lo consegno a Nino Donia. Aspetta, pure la foto. Nino, da ogni angolo del mondo arrivano i cimeli per il museo. Sono cose belle, ricordi. Però i regali non finiscono qui. L'amico che si chiama? Io mi chiamo Michele, sono di Udine, rappresento indegnamente i Fusilli Criniti, che si chiamano così in memoria di un nostro amico che aveva i capelli ricci come dei fusilli. Insomma, Sandrino è qua con noi, anche se purtroppo non c'è più. Giusto ricordarlo, complimenti. Noi ci siamo divertiti veramente durante queste giornate di calcio, ma non pensavamo che alla fine potessimo avere un'emozione così importante a vedere questo posto che è meraviglioso. Allora in qualche modo vogliamo contribuire e abbiamo portato questa maglietta, che è una vecchia maglietta dell'Udinese, che ci era stata regalata da un giocatore che per noi aveva rappresentato tanto nei momenti in cui Un campione del mondo, se non era stata una squadra insomma veramente, veramente in alto, ecco. Quindi noi siamo contenti che questa maglietta possa andare insieme Subito a tutte queste meraviglie. sì. Se sapevamo portavamo anche una maglietta dei Fusilli Criniti, perché voglio dire, È sempre Un'occasione per siamo tornare. arrivati, siamo arrivati. Un'occasione per tornare allora. Benissimo, ecco qua. Questa Oppure me la date a me e la consegno io. Va bene, va bene. Ecco, C'è grazie. una foto. Biruffo non è che era un gran giocatore. Era un giocatore serio, ha dato tanto al calcio. Che gol che ha fatto. Nino, No, per adesso fortuna lo spazio c'è ancora, No, per- è sempre- ma i cimeli non finiscono No, qua. no, sempre Franco, tanto. vuoi presentare gli altri amici? sì, Sono tutti di allora, lui è il Udine. nostro rappresentante ufficiale dei Fusilli che... Ciao a tutti. Niente, io sono anch'io di Udine, sono Giorgio e ovviamente, come diceva Michele, noi siamo una squadra assolutamente di amici, ancora prima che
di sportivi. Essere qua è bello, molto bello, è stato impegnativo dal punto di vista alimentare, ma molto più che sportivo, oserei dire, per noi. Comunque è stata veramente una bella esperienza e qui la concludiamo degnamente, perché questo posto fa vedere tutta la passione ancora di un ragazzino, perché E di un calcio che non c'è più. di un calcio che non c'è più e che però è quello che ci piacerebbe che ci fosse ancora. Per cui niente, adesso aspetteremo magari vabbè, lui torna su con noi, ma magari se ti capita, non è vicino, non è dietro l'angolo, però Non è una passeggiata. si può sempre fare e organizzare. Per cui intanto grazie a tutti, grazie a Franco che ha organizzato degnissimamente, grazie a tutti quanti, a Nino, a voi che siete qua, e quindi un arrivederci, un grazie ancora. Presentiamolo tutti. Presentiamo pure gli altri amici o no? Allora un saluto. Mister, No, mister. c'è uno, allora noi abbiamo il rappresentante diciamo più longevo della squadra che in un torneo in Portogallo è un po' timido, però in Portogallo noi abbiamo giocato in quest'estate. Gio, di dove abbiamo giocato? Siamo andati a fare, abbiamo una grossa esperienza internazionale chiaramente, perché non siamo una squadra proprio così per accottari. Siamo stati in Islanda e siamo stati 2 volte a giocare il torneo in Algarve e lui era il nostro totem, per cui Perché rimango sempre fermo per quello. esatto, era abitato per terra ma andava bene così. Quindi lui è la nostra mascotte che ha 75 anni fra un po'. E quindi Presente, si chiama? si chiama Felix. Felizardi, Enrico. Presentiamo l'altro amico. Poi così ci sono tutti gli altri. Le presentiamo tutti, uno a uno, dai. Un saluto collettivo. Un saluto collettivo. Francesco, Cristiano, Ivo, Nando, Paolo, Nico, Carlo, Maurizio, e siamo tutti qua. Bravi. Bravi. Una gran bella squadra, devo dire. Qualcuno vuole aggiungere qualcosina? Siamo di poche parole. Grazie a voi. Michele, se mi dai una In realtà poi la maglietta l'avevamo con noi, quindi la diamo con Una sorpresa. piacere, perché faccia parte anche questa del museo. La maglietta del torneo nostro era questa. Questa qui, una bella maglia arancione, ovviamente, con, come si diceva prima, anche Fusilli Criniti, che è il nostro Nome di battaglia. esatto, nome di battaglia, ma non solo, perché insomma è anche qualcosa di più per qualcuno di noi, sicuramente. La do per il museo. Grazie. Nino, ennesima giornata stupenda al Bella, museo. troppo bella, inaspettata, le cose all'improvviso riescono sempre, sono Certo. sempre belle. Poi gente simpatica, alla mano, cordiali, sinceri, si vede il sorriso che hanno tutti, che è una cosa bella. Lo stesso sorriso c'è pure io. Ne sono Bravo. E l'emozione. Avete stretto. Grazie a tutti. Grazie.